Ciao ragazzi, benvenuti al Castello di Soave, una delle mete dell'influencer tour al quale anch'io ho partecipato per il progetto Mezzi in Verona finanziato dalla Regione Veneto, insieme a dei colleghi olandesi che si stanno godendo là sopra sulla torre la bellezza ma anche la maestosità di questo luogo che racconta una storia importante legata alla storica famiglia della Scala, ma comunque anche a tutto il territorio, perché questo castello ne è diventato il simbolo, calato nel verde dei vigneti in cui in questo periodo si sta svolgendo la vendemmia, siamo nel pieno. Ma questo tour ha toccato anche altri punti, forse anche meno gettonati dal punto di vista turistico, ma non per questo non degni di attenzione. Siamo infatti partiti da Isola della Scala, la terra del riso Vialone Nano IGP, dalla vecchia pila di Ferrona, un emblema della tradizione rurale e della risicoltura con un impianto di quasi 400 anni ancora perfettamente funzionante. Un salto all'indietro nel tempo alle origini della civiltà del riso. Ma poi i nostri amici li abbiamo messi ai fornelli sotto la guida di Stefano per preparare il risotto all'isolana cotto alla pilota, seguendo tutti gli accorgimenti per eseguire la ricetta alla perfezione. E devo dire che Thomas ci sa fare, si è calato perfettamente nella parte e da oggi questa chicca gastronomica farà parte del bagaglio di contenuti che veicoleranno in diverse parti d'Europa. Dopo l'assaggio ci siamo quindi spostati a Bovolone per visitare il Parco Valle del Menago, 35 ettari immersi nel verde, fruibile da tutti, a piedi o in bicicletta, con all'interno il bellissimo villaggio preistorico ricostruito fedelmente da un'equipe di archeologi. Questa anticamente era infatti una terra paludosa e i ritrovamenti effettuati in tutto il paese hanno evidenziato l'importanza di questa zona per lo studio della civiltà preistorica, che si può comunque rivivere grazie alle animazioni proposte dal gruppo Trame di Storia, con, fra le altre cose, i mestieri antichi e le tecniche di caccia, in particolare il tiro con l'arco. E anch'io, vabbè. E visto che eravamo a Bovolone, non potevamo non far visita alla pasticceria Prebellini per veder nascere la famosissima Mille Foglie Strachin. Pierluigi in 3 minuti ha creato le leggendarie sovrapposizioni, lasciando poi che fossero i ragazzi a imitarne le gesta e a creare la loro torta. Un'esperienza che hanno definito delicious e non c'erano dubbi. E la prima giornata si chiude nel cortile di Giulietta, sotto al balcone, con un aperitivo. Sì. Nel secondo giorno invece ci siamo spostati a Ronca, ai piedi della Lessinia. E se si parla di Lessinia ovviamente si parla di formaggio monteveronese DOP. L'abbiamo visto nascere alla Casara di Roncolato e soprattutto per i colleghi olandesi è stata veramente una piacevole scoperta perché hanno potuto assistere a diverse fasi di lavorazione con tutto l'impiego di quella forte componente manuale che ancora oggi caratterizza questa produzione, che è storica, perché da sempre il Monte Veronese è il formaggio della montagna veronese, che soprattutto negli anni del secondo dopoguerra ha conosciuto un'evoluzione importante grazie per l'appunto alla nascita dei caseifici. È insomma un formaggio che esprime una territorialità ben precisa e ben definita nelle forme, ma soprattutto nel sapore, perché contiene le essenze della Lessinia. E tutto si è concluso ancora suave in uno splendido bed and breakfast. Case che pensate hanno più di 500 anni e nelle quali vive ancora la stessa famiglia. E Thomas e Sam, eccoli qua i nostri amici olandesi, giustamente si stanno rilassando e tra poco faranno anche un bel tuffo in questa piscina. E che lo faccio? Sì dai, ragazzi, alla prossima con altri influencer che verranno a visitare il territorio veronese, perché Verona è bella conoscerla da qui, ma è meglio farla conoscere anche fuori da qui. Ciao ragazzi!